Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Il numero di turisti culturali che ha seguito sulle orme del Giorgione è andato oltre le più rosee previsioni. Oltre 1000, tenendo conto anche del weekend di Pasqua, sono state le visite guidate della Proloco agli affreschi di Davide e Giuditta in Duomo e altrettanti sono stati quelli che hanno visitato la cosiddetta piazzola del Giorgione, dove il maestro trevigiano ha dipinto la Sanguigna, ospitata al Museo di Rotterdam. Si presume che altrettanti, non ufficialmente censiti, non abbiano fruito del servizio messo a disposizione dalla Proloco. Nella città murata anche il sindaco è felicemente stupito del successo. Sentiamolo. Giorgione è un pittore del Rinascimento, uno dei massimi pittori del Rinascimento, è morto a 33 anni, quindi ha lasciato poche tracce purtroppo della sua arte e anche ha lasciato tracce della sua arte in certi casi dibattuta per quanto riguarda se è o no del Giorgione. Quindi chi ha qualche traccia del Giorgione può essere fra i pochi fortunati. Naturalmente l'arte del Giorgione è legata ai vari quadri che troviamo nei massimi musei del mondo e alle tracce che ha lasciato soprattutto nella sua città natale. Un'altra città in cui ha lasciato tracce, una delle pochissime città, è Montagnana. Con Castelfranco abbiamo iniziato una specie di gemellaggio culturale visto l'avvenimento che ci lega. Naturalmente l'avvenimento del Giorgione era sulla bocca di tutti, ormai che Castelfranco soprattutto si stava preparando a questo grande avvenimento, ormai era conosciuto da tutti. Noi a Montagnana pensavamo a qualcosina, ma non certamente in questi termini. Il professor Dal Pozzolo, che fa parte del comitato scientifico che è stato formato a Castelfranco per curare tutto l'avvenimento, soprattutto la mostra che è veramente di eccezionale interesse, mi ha chiamato a giugno dell'anno scorso dicendomi: guarda che io faccio parte del comitato scientifico, si stanno preparando una celebrazione sul Giorgione veramente imponente, importante a livello mondiale. Io penso che Montagnana potrebbe entrarci a pieno titolo, visto l'importanza che ha avuto Montagnana per quanto riguarda le poche tracce che il Giorgione ha lasciato. Quindi ci siamo messi all'opera, noi non abbiamo purtroppo le possibilità economiche che può avere Castelfranco, visto che è il nucleo su cui si è fondata questa celebrazione del Giorgione, e con poche risorse siamo riusciti a fare un progetto che abbiamo portato all'esame della Regione. Il nostro progetto prevedeva la piazzola della postazione del Giorgione, prevedeva la valorizzazione con un'illuminazione ad hoc che è stata realizzata, ripeto, grazie alla grande collaborazione che ci ha dato l'arciprete Monsignor Zecchin, che è stato potenziata tutta l'illuminazione sui due affreschi, e quindi su questo noi abbiamo basato quello che poteva essere una risposta al turista culturale che andava a vedere la grandissima mostra, che è la più grande mostra mai organizzata sul Giorgione, a Castelfranco, e poi poteva chiudere la sua visita, il suo giro culturale sul Giorgione venendo a Montagnana a vedere i due affreschi, gli unici probabilmente, sì, che il Giorgione ha lasciato nella sua più breve vita terrena, potendo anche ammirare il castello di Ezzelino, di San Zeno, dalla stessa prospettiva in cui si era messo il Giorgione per dipingere la famosa Sanguigna. Nella giornata inaugurale abbiamo avuto circa 31 per l'esattezza partecipanti. La seconda giornata un'altra cinquantina. Adesso siamo, per quanto riguarda la visita soprattutto degli affreschi, a circa 800 partecipanti. Quindi direi numeri lusinghieri, numeri importanti,
non è finita qua, come si suol dire, numeri che sicuramente cresceranno e sicuramente numeri che sono ben maggiori di quelli che ho dato io, perché questi sono i numeri ufficiali di chi è arrivato a Montagnana attraverso la Proloco, usando le guide e usando quelle che sono già i percorsi predisposti che abbiamo fatto. La nostra è una città che basa la sua visibilità sulla cultura e la storia che esprime Montagnana. Per quanto riguarda la cultura, Montagnana nel Rinascimento, grazie alla Serenissima Venezia, ha avuto la possibilità di avere uno sviluppo enorme, ospitando grandi artisti. Fra questi grandi sicuramente c'è il Giorgione, sicuramente non finisce qui, abbiamo intenzione di intensificare quello che è l'importanza dei due affreschi e quindi il Giorgione, per quanto riguarda Montagnana, rappresenterà per sempre, ripeto, un avvenimento importante, e questo avvenimento è quello che veramente dà l'importanza che un artista come Giorgione, l'impatto che un artista come Giorgione ha su una città come Montagnana. Stiamo discutendo di un prossimo convegno importante da dedicare alle tracce e all'importanza che ha avuto il Giorgione sia sul Rinascimento che sul Montagnana, quindi continueremo sicuramente a celebrare questo grandissimo festa del Rinascimento.